Da lunedì al venerdì e per tratte non superiori ai 25 km, le tariffe della superstrada pedemontana veneta saranno scontate del 60% per i veicoli di classe A. Già anticipato nei giorni scorsi, il provvedimento che cambia il tariffario della superstrada dovrebbe entrare in vigore tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo dell'anno prossimo. È un modo anche per dire di mantenere la parola. Abbiamo sempre detto nel momento in cui abbiamo dati positivi saremmo subito pronti a dare un segnale ai cittadini. Fare uno sconto del 60% al traffico leggero, alle auto e ai furgoni significa rispondere alle famiglie, ai lavoratori, agli artigiani e a tutti coloro che lavorano nel territorio. Dunque, nei giorni feriali si potranno percorrere 2 tratti al giorno di 25 km con lo sconto del 60%. Possono essere un'andata e ritorno o 2 itinerari diversi. I 2 sconti quotidiani sui 25 km non sono cumulabili, non si possono cioè percorrere 50 km, magari con un'uscita e una reentrata, in quel caso la tariffa è piena. Il limite chilometrico dello sconto si spiega perché, pur a beneficio di tutti, ha principalmente lo scopo di incentivare il traffico locale, quello sulla breve distanza. È proprio il traffico locale che stenta a partire, il traffico delle piccole tratte dove molto probabilmente il pedaggio crea un deterrente ad utilizzare la pedemontana. Quindi di fatto, mancando questo traffico, noi andiamo ad incentivarlo e ad agevolarlo. Quando sarà attivo lo sconto del 60%, una tratta, come ad esempio quella dal casello di Breganze a quello di Loria Mussolente, passa da 4 euro a 1,60. Sono le tariffe più basse del Veneto, però bisognerà avere il telepedaggio. Inizialmente si diceva moduli, domande, richieste, è impossibile, sarebbe diventato veramente complicato riuscire a realizzarlo. Basta essere muniti di un telepedaggio che può essere Unipol piuttosto che Telepass o qualsiasi altro telepedaggio e si può usufruire dello sconto. I mancati introiti provocati dagli sconti non dovrebbero avere contraccolpi sulle casse della regione perché il traffico medio sulla pedemontana veneta sta rapidamente raggiungendo i volumi previsti. Non abbiamo calcolato, però abbiamo margini per affrontare questo tema, visto e considerato l'incremento del traffico che è importante e che si avvicina alle previsioni, soprattutto quello pesante ha superato le previsioni.